Ben ritrovati cari telespettatori, grazie di essere qui con noi, grazie anche ai nostri ospiti perché in virtù della loro presenza ci consentono di approfondire ancora un tema che è molto caldo e molto importante. Parliamo delle locazioni, parleremo delle difficoltà a trovare gli appartamenti in affitto e quindi questa emergenza che continua a perdurare in tutta Italia, in tantissime città, ma porremo il focus in modo particolare in una città universitaria come Padova. Parleremo delle locazioni brevi, locazioni turistiche, i pro e i contro, il ruolo fondamentale che hanno le agenzie e poi l'importanza di ristrutturare, rigenerare gli immobili perché possano essere non solo avere un comfort abitativo ma soprattutto avere un valore, essere competitivi sui mercati e non solo. Allora vi presento intanto la prima coppia dei nostri esperti, ben ritrovata Silvia Dell'Uomo, grazie di essere qui con noi, Presidente FIMA Padova, grazie. Ben arrivato Francesco Gentili, Presidente FIMA Verona, grazie anche a lei. A bomba, emergenza affitti, ne abbiamo già parlato ma tanto c'è ancora, perché poi tanti telespettatori tanti chiedono ma esiste ancora questo problema, chi non lo vive? Il problema è peggiorato perché noi se poteva è peggiorato. Sì, partiamo purtroppo con le brutte notizie, è peggiorato, noi sono 4 anni, 5 che facciamo trasmissioni, articoli sui giornali per attirare l'attenzione su questo problema che è di vera emergenza abitativa, non si è risolta, anzi è peggiorata perché a Padova per esempio, restando sul territorio, anche se è un problema italiano ma credo europeo, a Padova abbiamo quel che si dice la tempesta perfetta perché siamo città d'arte, quindi con molto turismo, abbiamo un polo universitario molto importante che è un nostro vanto, ogni anno fa migliaia di iscritti in più ma d'altra parte certo. Quindi ci sono esigenze di accogliere e abbiamo anche un polo ospedaliero, sanitario importante, quindi c'è una grande... medici ma anche gente che viene a curarsi e parenti di chi viene a curarsi, quindi la situazione è veramente difficile. Bisogna che, lo dico sempre, tutti gli attori di questa, che sono chiamati no, ad intervenire su questo problema, quindi l'amministrazione, l'ESU, l'ATER, tutti devono fare la propria parte per arrivare a, almeno parzialmente, alleggerire la pressione sull'emergenza affitti. Diciamo che il Comune dall'inizio di quest'anno ha attivato dei tavoli a cui io stesso ho partecipato proprio per trovare delle soluzioni e intanto hanno preso in mano degli appartamenti che erano gestiti come manutenzioni dall'ATER, li hanno ripresi loro dando a una partecipata alla PS in maniera da fare una manutenzione anche più veloce per poter piazzare questi appartamenti. Il discorso poi non è, gli studenti, come dico sempre, hanno più forza, più voglia e più tempo anche per protestare. Però in realtà lo studente ha ancora intorno una rete di protezione familiare, per cui si riesce in qualche maniera anche attraverso lo zio, la zia, il cugino, il genitore ancora si preoccupa e molti genitori sono arrivati a comprare invece allora l'appartamento per il figlio. Dicono, c'è mio figlio per 5 anni, poi decido se affittarlo o venderlo, ma intanto è sistemato. Ma l'emergenza vera che sta venendo avanti e comunque si stanno costruendo in tutto 5 studentati, quindi anche se si stima che a Padova ci siano circa 5.000 alloggi che mancano per studenti, però intanto gli studentati vengono avanti e finiranno, saranno costruiti e quindi lì almeno un po' meno grave la situazione sarà. Le famiglie e i lavoratori e un altro problema che sta venendo avanti è che quando scade il contratto di affitto, fino all'altro ieri, diciamo, se eri stato un buon inquilino, non avevi creato problemi e avevi sempre pagato, ti veniva rinnovato quasi automaticamente, magari aumentando un po' l'affitto. Adesso non ti viene rinnovato oppure ti viene chiesta una cifra esorbitante. Anche raddoppiata. Perché il proprietario, anche raddoppiata, dice in fondo io posso metterlo in turistico, guadagnare molto di più. Dopo andiamo nel turistico. Esatto, c'è qui il mio collega appunto e quindi te lo posso anche dare, mantenerlo in residenziale tradizionale, però voglio molti più soldi. Cosa proponi? Devo dire, perché questo discorso, secondo me non ci sono i buoni e i cattivi, anche i proprietari si trovano da fare una scelta molto spesso sofferta, perché in Italia c'è un problema principale che va a incidere in maniera enorme su questo fatto, che è il nodo della giustizia. Se tu incappi per disgrazia nell'inquilino che non paga,
sappiamo che ci metti 2 anni di media e dei costi da sostenere di e avvocati, poi quei soldi eccetera, chissà quando mai li per poter liberare. Il turistico ti dà sempre l'appartamento, anzi alcuni affittano in turistico come secondo motivo per guadagnare di più, ma come primo motivo perché è sempre l'appartamento a disposizione. Poi da valutare appunto se con equi affitti sia una rendita che può essere interessante, la locazione normale oppure no, viste le tasse da pagare, l'IMU che è molto alta, perché se parliamo di Padova diciamo che non si risparmia per la seconda e terza casa, e l'IRPEF che va a salire l'aliquota, quindi tanti fa del resto marginalità bassa per lavori, molto spese. basso, però quindi... se scegli il contratto concertato, che se lo fai assieme alla cedolare secca paghi il 10% di tasse, hai uno sgravio anche sull'IMU, non hai la tassa di registro annuale da pagare, quindi insomma volendo, e ormai il canone che è imposto quindi dal comune in base alle zone e alle caratteristiche dell'immobile, devo dire che non è molto lontano dal canone di mercato, di un mercato normale, perché sappiamo che adesso è stato anche, come dire, destabilizzato da questa assenza di offerta e aumento di domanda, e quindi abbiamo anche in zona Portello ci sono stanze che sono passate da 300 a 900 euro. A 900 euro una stanza, quindi sono cifre esorbitanti. Quindi questa è la situazione che voi riscontrate una bolla immobiliare infatti. Relativamente agli affitti, sì. Affitti brevi, a questo punto passiamo, visto che subito a lei. Lei si occupa di Verona. Verona è un'isola particolare? Sì, fortunatamente la nostra città Lago di Garda. Sì, gode di un forte flusso turistico, una delle città più visitate in Italia per le sue bellezze, ma anche per un polo fieristico importante con delle manifestazioni a livello internazionale, ed è cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi anni. E quindi sia la città storica e poi il mercato del Lago di Garda ha sempre avuto un grosso interesse da clientela. Quindi gli affitti brevi sono molto appetibili? Sì, molti clienti hanno deciso di convertire gli immobili ad uso residenziale comune in turistico. Ma a voi questa cosa fa gioco? A voi agenzie, a voi agenti immobiliari? Ma non fa gioco, nel senso che a noi va bene gestire le locazioni che siano tradizionali, che siano turistiche, l'importante è seguirle in maniera corretta. Come diceva prima Silvia, il problema dell'emergenza è nato anche perché una buona fetta, ma possiamo parlare anche di percentuale, un 20-25% degli appartamenti che erano ad uso residenziale hanno deciso poi di trasformarli in turistici per i motivi di cui se ne è parlato anche prima. A volte il proprietario, senza sapere le difficoltà di gestire un appartamento di questo tipo, al di là delle normative che sono cambiate nel corso degli anni e hanno dato qualche adempienza in più nello svolgimento di questa attività, alcuni si rivolgono a noi nel gestirle, che siamo gli unici a poterlo farlo in maniera ufficiale, e tanti lo fanno in maniera un po' improvvisata da soli, creando dei problemi all'interno dei condomini, perché magari non gestiscono bene l'utente, il turista che viene in vacanza. Meglio affidarlo a dei professionisti. Penso che sia corretto gestirlo in maniera professionale, per dare un buon servizio al turista che viene a visitare la città e non creare un disagio all'interno dei condomini in cui sono inseriti questi appartamenti. Assolutamente. Quindi è molto importante. Ma non ci sono tutele per i locatori, soprattutto gli studenti che non hanno cura dell'immobile e poi ti creano problemi con i condomini per il casino che fanno? Se ci fossero più regole forse si rischierebbe ad affittarlo a loro, se ci fossero più regole, ma lo stesso vale per gli affitti turistici. Magari c'è chi non ha piacere a vedere nel proprio condominio un andirivieni di persone. Sì, ha creato parecchi imbarazzi. Alcuni condomini hanno cercato anche di vietarlo, ma non è possibile, perché se non è previsto nel regolamento condominiale non è che si possa successivamente limitare la possibilità di utilizzare questi. Ha fatto bene ad aggiungere immobili. Questo particolare. Perché... Sì, non molti. È vero che appunto, se gestiti in maniera corretta il disagio è molto, molto forte. Come diceva prima Silvia, non è la prima motivazione il guadagno
di spostarli sugli affitti brevi, ma è il fatto di magari avere difficoltà di rientrare in possesso dell'immobile, di avere la certezza del pagamento del canone, adesso al di là dell'esempio fatto del disturbo degli studenti, ma quello è relativo. Assolutamente. Questo provoca, ne accennava anche la Presidente di Padova, un depauperarsi anche della vita cittadina, perché si trasformano i centri urbani, no? Sì, se guardo la realtà mia di Verona, la zona dentro l'Ansa dell'Adige, quindi il vero centro storico di Verona, sta diventando un grande hotel. Quindi chi prima abitava e aveva il piacere di vivere la città cerca in zone un po' più periferiche, perché è diventato invivibile, ecco, si fa fatica a viverlo con serenità, vengono meno quei negozi di vicinato che ti facevano stare e sentire a casa, sostituite magari in catene a livello internazionale di poco valore. Quindi io porrei un'attenzione proprio a vivere bene il nostro patrimonio. Quindi è una criticità tutto sommato tra il fatto che non ci siano appartamenti da dare in locazione. Un altro messaggio: vorrei approfittare dei suoi ospiti per sapere quale rendita a mese per un appartamento dal valore di mercato di 130.000 euro. Grazie. Ma allora, i conti naturalmente fatti qui non è la sede esatta. Quello che posso però consigliare, che ho consigliato prima, è di valutare bene cosa scegliere fra affitto a contratto libero o affitto a contratto concertato, perché col concertato, adesso sembro che faccio lo spot al comune, però è vero, ci sono degli sgravi fiscali che sono interessanti. Sì, sono molto interessanti, quindi prima di scegliere, recarsi in un'agenzia e farsi fare due conti può riservare delle sorprese, perché puoi arrivare a poter chiedere un canone molto interessante a fronte di una fiscalità molto più leggera. Certo, no, questo è importante e comunque voi come agenzie siete referenti anche per questo tipo di valutazioni, perché magari uno viene da pensare lo chiedo al commercialista anziché a... Sono le agenzie, no, bisogna... Ognuno deve fare il suo lavoro. Di solito con i proprietari si sta in un rapporto che poi ha una continuità nel tempo e al di là di trovare il giusto inquilino e anche dare la consulenza, sul tipo di canone o sul tipo di contratto da effettuare, perché poi anche conoscendo le esigenze del cliente si riesce a capire qual è la formula più adatta a lui. Insomma. Un consulente personalizzato. Bisogna dire, si è evoluta la figura dell'agenzia. Infatti questo, perché magari alcune persone, non è che tutti vanno in agenzia tutti i giorni, perché questo capita periodicamente quando ci sono dei cambiamenti in atto, però chi è rimasto a quella che era anni addietro non riconosce più, in base a quello che anche voi dite. No, ma la figura si è evoluta moltissimo. Io adesso, appena esco da qui, ho formazione in ASCO sul decreto Salvini salva casa. Noi, ma parlo anche per i miei colleghi perché ovviamente siamo in contatto strettissimo, facciamo continuamente formazione. Questo ha alzato il livello della conoscenza della figura dell'agente immobiliare. È chiaro che tu sei legittimato dal cliente ad essere il suo consulente e questo passa attraverso per forza una formazione continua. Certo, per quanto riguarda gli affitti turistici, che sono l'immediata bilanciamento di questa carenza di affitti, che onere ha l'agenzia per quanto riguarda la locazione? Quindi anche lì scegliere le eventuali... Cioè, come funziona? Due parole proprio. Non c'è tanto la scelta dell'inquilino, perché essendo breve arriva attraverso principalmente da piattaforme, quindi è di dare tutta una serie di servizi di cui vi occupate voi. Ce ne occupiamo direttamente noi, ecco, per noi è fondamentale. Quindi gestite sempre questa parte, quindi avete sempre il rapporto diretto con l'immobile che entra in cura vostra sostanzialmente, certo, giusto? Sì. Quindi questo è importante. C'è una battuta che siamo in chiusura, che siamo in pubblicità tra pochissimo, Silvia Dell'Uomo. Speriamo di risolvere questo problema perché appunto mette in difficoltà tutta la città intera. Quindi bisogna che intervenga il Comune.
Il Comune sta già intervenendo con questi tavoli dell'abitare, ma anche l'Esus e appartamenti. Chi deve intervenire adesso? Fare le manutenzioni, perché ce ne sono un sacco di liberi vuoti perché hanno semplicemente bisogno di manutenzione. Ecco. Noi siamo qui per dar voce a chi non, le agenzie si fanno portavoce di questo disagio che è veramente importante, anche perché se si risolve anche la bolla speculativa viene riportata ad una normalità di locazione che... Qui si aprirebbe la porta anche a dei professionisti, gli artigiani eccetera, che quindi è un altro capitolo importante. Esatto. Io vi ringrazio, ci dovete lasciate il posto ai vostri due colleghi, quindi pubblicità qualche secondo, restate con noi perché adesso ampliamo la tematica con altri due ospiti sempre di FIMA, di Confcommercio, quindi a tra poco.